è una partita importante per quello che riguarda le sue implicazioni anche a livello di classifica, di piazzamenti, no? Per cui ha un valore in questo sprint, in questa volata verso i playoff assolutamente fondamentale. E gli altri aspetti particolari sono che solitamente quando si incontra l'ultima della classe si tende ad avere un approccio non massimale e non aggressivo quanto invece si tende a fare nelle altre occasioni, e questo sarebbe con Napoli l'errore più grave da commettere, perché il Napoli è una squadra che ha talento, che ha sicuramente rotazioni limitatissime, che ha in questo momento un organico ridotto all'osso, però questo organico è un organico di qualità. Parliamo di due americani che producono da sempre punti in maniera facile. Parliamo di Mascolo che sta facendo con ogni probabilità la sua miglior stagione in un campionato senior, parliamo di Caruso che è nazionale under 20, quindi voglio dire, parliamo comunque di giocatori di qualità che, non avendo grande pressione, riescono a esprimere una pallacanestro efficace, brillante, piacevole, e quindi bisogna giocare al massimo delle proprie possibilità per pensare di prendere immediatamente il controllo di questa gara e di non portarla fino agli ultimi minuti con un sostanziale equilibrio, dove allora le pressioni, no, di una vittoria da conquistare assolutamente sarebbero sulle nostre spalle. Sicuramente non è difficile, nel senso che bisogna portare l'attenzione di tutti sulle cose tattiche, sulle cose tecniche, non sulla classifica, non su quello che il campionato, i verdetti parziali del campionato fino a questo momento. Oltretutto il grosso punto interrogativo sulla situazione Reggio Calabria determina anche il fatto che Napoli teoricamente potrebbe ancora trovarsi non retrocessa matematicamente come oggi, ma impegnata nei play-out, e quindi ha ancora per loro un grosso significato il restare competitivi ed il rimanere concentrati. Quindi dobbiamo pensare alle cose tecniche, alle cose tattiche, a quali sono i punti deboli e i punti di forza dei nostri avversari, confidando ovviamente sulla maturità e la capacità da parte della squadra e dei giocatori di fare quel salto qualitativo di mentalità che abbiamo detto prima. Finalmente una settimana a ranghi completi, cosa che non ci capitava veramente da non so quanto. Abbiamo recuperato anche Guariglia, quindi direi che veniamo da una settimana positiva da questo punto di vista, e quindi siamo pronti per giocarci tutte le nostre chance in questa gara. Direi che non ci sono sotto questo profilo grandi problematiche, grandi valutazioni da fare.